Vuoi mandare un messaggio? Scusa un attimo. Vai. Sì, però cioè, non è che uno campa facendo le canzoni dell'altri. Sono gli altri che fanno le canzoni di chi campa. Insomma, dopo quello che ha detto Nietzsche, io mi accendo una Mitch e poi esplode tutto. Alessandro Russo, Sì. negli anni 70 insieme avevamo suonato per i Piccioni. Che differenza c'è fare un concerto davanti ai Piccioni e fare un concerto per un pubblico? Con i Piccioni era facile, davanti al pubblico mi impiccio, perché c'è l'emozione che prende il sopravvento, oppure anche dal sottogamba, come volete dire voi, sempre i venti e gambe ci stanno, vabbè comunque. A parte gli scherzi, Sì. cioè, lei, io di lei perché comunque è una persona molto conosciuta nell'ambito jazz club, No. jazz club romano, Ma una volta negli anni 30, vabbè. negli anni 30, che rapporti ha con la musica swing, con il jazz? Insomma, ci spieghi un po' il suo percorso musicaloide? Il musicaloide mi ricorda un po' tipo l'androide, però non sono quello. E il mio rapporto è ormai quasi quarantennale, nel senso che ho più di 30 anni di palco in tutti i modi. Ho cominciato con la musica anche rock, blues, e poi avendo conosciuto Django Reinhardt, sono passato al mondo del jazz e ho soltanto preso in prestito i manierismi delle pronunce di questo grande artista, perché ovviamente è irripetibile, e prendendo in prestito le sue frasi, i suoi modi di suonare, io ho cercato di costruirmi un mondo mio piccolino che mi ha permesso comunque di esprimermi non solo in Italia, insomma. C'è anche un Alessandro Russo compositore, Non lo sapevo. cioè quella parte che è un po' nascosta, perché Sì, Alessandro... no, io pensavo parlare di un altro Alessandro Russo. No, Alessandro Russo, tu... Sì, sì, ho scritto circa 25.000 brani, ma non ne ho suonato manco uno. No, sì, gli ultimi ho fatto 2 CD qualche anno fa, sempre a nome dell'Esot Swing, che è il mio quartetto dove suono e faccio la musica di Django. Ovviamente io mi sono distaccato da Django Reinhardt perché, mi ripeto, è inimitabile, quindi è inutile mettersi lì a studiare, non serve a niente, quello era un genio, lasciamolo perdere. Allora, da quando ho preso la strada mia, mi sono allargato, ma col mio modo di essere, e ho scritto dei brani, ho fatto delle modeste composizioni che hanno un carattere swing, che ricordano Django, ma anche cose un po' più folcloriche, complesse, meno complesse. Con un amore con la musica balcanica, comunque, questa diminuita Grecia, c'è la Grecia, c'è la Sicilia. È vero il fatto che io, essendo metà italiano, mia madre è greca, e essendo vissuto molti anni della mia giovinezza in Grecia e non in un'isola dove era molto diffuso un certo tipo di musica folk, ovviamente non Theodorakis, non questa, ma proprio arcaica, lì mi sono nutrito pienamente di quel linguaggio che mi è rimasto. E anche 7 ottavi, 7 noni, 16 quartine delle acciughe. Quartine di vino, 7 ottavi quello che vuoi. Ho scritto una composizione per tavolino e comodino, bellissima, guarda, ti metti seduto e stai comodo. Okay. Senta, il signor Salis ha portato 5.555 brani, che adesso stiamo vedendo qui. Lei è un po' folle. E lei dice che non sono abbastanza? No, io dico che sono un po' troppi, ma specialmente per un concerto che non dovrà superare, credo, i 90 minuti. Però faccio tesoro dei suoi consigli, nel senso che faremo una scrematura di tutto ciò e prenderemo il meglio di Mario Salis. E sarà mia premura farli rendere al massimo questi brani. Perché io e Mario ci conosciamo dai tempi di Diocleziano. Prima di Gesù Cristo. Non dopo. Prima di Gesù Cristo. Non potrei mai tradire questa, quasi un fatto quasi religioso ormai, la nostra amicizia, per cui poi ci siamo sempre incontrati stilisticamente, umanamente soprattutto, non abbiamo mai litigato, a parte abbiamo fatto un duello al Gianicolo una volta, vabbè, abbiamo sbagliato tutti e due a però voglio dire, sì. No, comunque molte canzoni, ci tengo a dirtelo, mi scusi, ci tengo a dirvelo, a dirvelo che molte canzoni diminuite sono comunque influenzate, cioè che lei ha dato delle indicazioni. Io mi ricordo che il Salis, quando era piccolo,
faceva delle canzoni con 2 accordi, adesso ne fa con 3, tre. però c'è un accordo diminuito Sì. e quegli accordi diminuiti vengono da lei, quell'amore per lo swingo o lo swing, lo sì. swing vengono... Sì. Beh, lì quando appunto tanti anni fa collaboravamo insieme o in Francia alla FNAC in Francia a alla sentire. SNA, a sentire sotto il centro Pompidou a Parigi quando suonavamo a meno 15 con i guanti tagliati perché non riuscivo a suonare bene e beh, ci siamo scambiati le nostre esperienze e l'uno ha fatto tesoro dell'altro. Io non ho più una lira, però diciamo che Che lo dici? no, è stato un incontro artistico per me molto edificante che è rimasto sempre dentro, lo conservo con grande piacere. Ben, mesdames et messieurs, Alessandro Russo, grand musicien de jazz italien, avremo la possibilità di ascoltarlo anche in Francia, quindi ripeto 17 e 18 settembre a Roma, questa volta non più per i piccioni ma per un pubblico vero, al Teatro Lo Spazio, e il 19 novembre a Nancy, la città molto carina di Nancy, e in una scena nazionale dove avremo la fortuna di presentare Mario Salis, quindi il sottoscritto, e il grandissimo musicista Alessandro Russo. Alessandro, la ringrazio, è stato un piacere per me, solo per me. Sì, solo per lei. E a presto su queste onde. Sì, io ringrazio lei, quindi si deve comprare un bel canotto perché sulle onde bisogna andare col canotto. Arrivederci. Bye. Salut a tout le monde.